stanno andando avanti con la nostra partita. Cambieranno davanti al prossimo sconosciuto? Il quarto, 3.000 euro se ne vanno per ogni anno di differenza. Viene a giocare a Guess My Age. Occhio. Andiamo. Questi sono di quelli che ci fregano. Due. E chi dobbiamo indovinare? Tre. No, 3. Chi sceglie? Quattro. Mazzi, troppa grazia. Questi li dobbiamo indovinare. Vieni con me. Vieni con me. E a luna rossa mi pare e alla domanda si aspetta a me e mi risponde se lo può sapere. Ah, non c'è sta nessuno. Ah, non c'è sta nessuno. Ci voleva. Attenti. Sono Manuel, Michele, Giovanni e Dario. Allora, identifichiamo chi è Manuel. Perfetto, il cantante. Michele. Poi abbiamo Giovanni e poi Dario che suonava le percussioni. Allora, dovete scegliere uno di loro e giocherete sulla sua età. Secondo te quale prendiamo? Prendiamo lui con la chitarra? Manuel. Sì, Prendiamo questo Manuel. ragazzo. Ha Quale? giudicato Manuel. Manuel. Oh, ragazzi, non c'è niente da fare. Il frontman è quello. No, insomma, è a incredibile. me piace la incredibile. chitarra, ma Ti piace la chitarra? strimpello. Nessuno A me- è perfetto a questo modo. Posso dire, a me invece piace tanto il clarinetto. Sono sincero, a me piace tanto il clarinetto, non c'è niente da fare. Allora, quanti anni ha Manuel? Tu pensa che proprio nostro figlio ne ha 34, Sergio ne ha 38, penso che lui ne avrà 34, 38, 36. Lui ne ha 36. 36. Per adesso concordo. diciamo 36. Io li metto là. 36 anni, età presunta. Ragionate bene perché stiamo andando molto forte. Vediamo che indizio esce tra i nostri indizi rimasti. Canzone. Ve ne intendete? Vi piace la musica? A parte Luna Rossa adesso. No, io diciamo mi piace tanto la musica e cerco di strimpellarla. Ah, bravo. È perché questo indizio può essere sì, veramente però importante. con le date, considera che io ho 64 anni, quindi più indietro andiamo, più i ricordi si appannano. Questa canzone è uscita nello stesso anno in cui è nato Manuel. Vediamo. Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Gianluca Grignani. Che Ragionate bene ragazzi, Grignani, ora che grande. Sarebbe 85. E tu seduta ali al mio fianco. Ragionate bene. Guarda, sì. E aspetta, Flavio è nato nell'87. Flavio è nato nell'87, nell'85. 85. Quindi facciamo 36. Sì. La domanda era la canzone o Gianluca Grignani? No, la canzone è uscita nell'anno in cui è nato lui. E quindi nell'anno in cui È un grande però aiuto. se è uscita la canzone e lui la cantava, naturalmente non può essere. 4, 3, schiaccia, dimmi un'età. Schiaccia. Ti dico 32. 32. Abbiamo da fare. E non lo sappiamo. 32. Manuel, io te lo chiedo, ma tu, per difendere 92.500 euro, hai per caso 32 anni? Poi è un po'. Sì o no? Vabbè, dai, deve essere claro. No. No. Giuseppe, di quanto è sbagliato? Tanto poco secondo te? Secondo me abbiamo sbagliato 3 anni. di un paio d'anni, 2 o 3 anni massimo. Non di massimo. Massimo 3. Vediamo. Se ne vanno 3.000 euro lo so. per ogni anno di differenza. Siamo a Avanti, 92. parta la scalata. Partiamo da 92.500 che non ci sono più. 1. E Un anno, l'abbiamo fatto 2 anni, 2, 3,
4, 5, 6 anni, 6 anni, 18.000 euro. Mi dispiace. Aspetta Quanto però, c'ha? perché magari ne ha 26, però forse ne ha 38. Ah, no. Potrebbe averne 38. Oddio, 38. guardandolo bene. Ne ha 26. Quanti anni hai, Emanuele? 26. 26 anni, 26 anni. Allora, voglio un attimo conoscervi meglio, perché avete fatto questa canzone bellissima, ma ha origini napoletane? Sì. Sì. Noi siamo un gruppo della provincia di Napoli, operiamo insomma nel napoletano, facciamo classici napoletani e musica inedita. Che dire, complimenti ragazzi. Grazie mille. Posso dirvi, mi piacerebbe tanto partecipare a una serata dove voi vi esibite, perché date grande buon umore e siete molto bravi. Grazie. In bocca al Sarebbe un lupo. vero piacere, per ora vi vogliamo lasciare un disco nostro, ve lo vogliamo regalare. Ah, mi date del voi, per ora vi vogliamo lasciare. Ti vogliamo lasciare. Io sono Don Ciro, mi chiama. Allora dammi il disco con molto piacere, grazie tantissimo. Grazie a te. Grazie mille, ciao ragazzi, grazie. Andate. Lo tengo qua, vieni.